I numeri continuano a crescere. Il bollettino emesso dalla Regione Veneto alle 6 di questa mattina: 98 in tutto i casi positivi, 11 in più rispetto a ieri sera, ma 54, più del 50% di chi ha contratto il virus, lo ha fatto in forma lieve e sta bene. Non sono in ospedale e passeranno i 14 giorni a casa. La novità è che ci sono 3 casi positivi anche a Vicenza, dove finora non ne risultava nemmeno uno, ma le indagini sono ancora in corso. Poi crescono di 5 non ricoverati i pazienti a Vo, dove c'è anche una bella notizia, con una persona che era ricoverata ed è stata dimessa, già la seconda in Veneto. Non ha sintomi la bambina padovana di 8 anni, risultata positiva al test. Stessa situazione per il padre. La scuola frequentata dalla bambina rimarrà precauzionalmente chiusa fino alla fine del periodo di incubazione. Probabilmente tutti gli alunni saranno sottoposti ai test. A Treviso sono 12 tamponi positivi tra i 30 effettuati dopo la morte di Adriana Mangiò. 4 medici, 2 infermieri, 4 operatori, la badante dell'anziana e un contatto stretto. Tutti e 12 sono attualmente asintomatici e stanno bene. Per loro è scattato prudenzialmente l'isolamento domiciliare.